Buongiorno Italia! Dove che sono? Non sono su Pulmin, no, sono sul laboratorio di Mirko. Questo per annunciare ufficialmente che, esatto, hai indovinato, il Mirko si è messo in proprio, quindi ora potrai fare riferimento al grande Mirko per tutti quei lavori di riparazione e manutenzione del camper. Tu mi dirai, ma che lavori fa Mirko? Guarda, è semplicissimo. Allora, trasformiamo Singano nel sfortunato camperista di turno che ha qualche magagna o qualche lavoretto da fare e vediamo semplicemente cosa che puoi fare il Mirko. Quindi, gira! Mirko, ma nonostante a tenera età dei 40 anni del McCamper, le sigillature sono tutte scrostate e mi entra acqua. Nessun problema, rifacciamo sigillature del tetto, oblò, finestre e tutto quello che riguarda siliconi in genere. Mirko, a me piace stare molto in libera, però non ho corrente a sufficienza. Bene, nessun problema, facciamo installazione di qualsiasi tipo di pannello fotovoltaico, monocristallino, policristallino, flessibile, amorfo, per qualsiasi esigenza, forma e wattaggio. Mirko, io però ho capito i pannelli, però ci sono giornate che è nuvolo, i pannelli non caricano e io più di una giornata non riesco a stare in libera. Allora possiamo fare manutenzione alle batterie, desolfattazione, cicli di manutenzione classica, ampliamento del tuo sistema, quindi l'aggiunta di batterie ed eventualmente si può anche passare al sistema al litio di ultima generazione. Ok Mirko, però cioè sì, io non è che me ne intendo tanto, cioè una volta montati i pannelli e montate le batterie, cioè, come si fa? Cioè si montano direttamente? Cioè non lo so. Logicamente dietro la batteria di conseguenza va batteria, regolatore di carica, i vari praticamente switch tra batteria motore e batteria servizi. Abbiamo tutta questa tipologia di accessori. Quindi tu faresti anche questo? Sì, esattamente, soprattutto quello che riguarda il reparto sicurezza, cioè fusibili, impianti di messa a terra giusti, tutto all'opera d'arte. Mirko, io quando vado via di solito a volte per lavoro ho bisogno di portarmi il computer, il portatile, però dopo 3-4 ore che lo uso mi si scarica e non so come collegarlo nel camper. C'è un modo? Sì, esistono inverter di varie potenze, soprattutto in base alle esigenze del cliente. Partiamo dal classico inverter da 150 watt fino a 1,5 kg, 2 kg. Quindi tipo io sono in libera e tu puoi fare che io attacco la presa della corrente a muro del mio computer nel camper e mi funziona in libera. Esattamente, esattamente. Mirko, sarà l'età, ma ci vedo sempre meno. Cioè, nel mio camper è tutto scuro. Tu per caso fai anche luci? Cioè, un po' non so. Noi trattiamo sistemi a LED di ultima generazione sia per quanto riguarda l'interno del veicolo che l'esterno del veicolo, che comprende fanalerie supplementari, luci di retromarcia e anche kit Xenon o LED per la fanaleria davanti. E tieni conto che con il passaggio dalla classica lampadina a incandescenza a LED hai un bel risparmio di batteria, vuol dire durata, soprattutto per chi fa libera. Mirko, io avevo pensato, no, per gestire un attimo meglio gli spazi, perché sai com'è in camper, devi sempre un attimo ingegnarti, di aggiungere, non so, qualche ripiano per mettere la roba negli armadi, oppure sai fare quei ripiani a scomparsa, tipo per mettere i piatti quando li asciughi o quando cucini. Mhm. Per caso fai anche falegnameria? Problema, facciamo anche piccoli lavori di falegnameria su misura e vediamo di soddisfare tutte le tue eventuali esigenze. Mirko, cioè io non so come dirtelo, ma nonostante, ripeto, il mio camper abbia solo 40 anni, ho tutte le zanzariere e gli oscuranti tutti rovinati, soprattutto nei bordi, cioè fatto sta che mi entra luce, mi entra spifferi, mi entrano insetti, cioè cosa devo fare? Devo cambiarli tutti completamente? Non è detto, si possono tranquillamente smontare, sostituire le parti danneggiate o rovinate e ripristinare l'oscurante o la zanzariera come era in origine. Mirko, io sono tornato dalla montagna, ho il rubinetto che mi perde acqua da sotto, cioè adesso non so cos'è, anche perché è tutto nascosto, non riesco a vedere. Si può procedere con la sostituzione eventualmente del rubinetto o il ripristino del rubinetto stesso, se è possibile, e addirittura noi possiamo guardare se il sistema idraulico ha problemi oppure no. A proposito di problemi oppure no, cioè, io tengo sempre pulito, metto la mucchina nei serbatoi, eccetera, però ho trovato delle alghe, adesso non so se è un problema di tubi o che ne so io. Tra i miei servizi c'è la pulizia
del serbatoio, di tutta la tubazione del veicolo, sia di acque chiare che di acque scure e acque grigie. Così, per curiosità, tra i tuoi 1000 aggeggi, attrezzi, diavolerie, hai anche un igienizzatore, se quelli lì all'ozono che vanno adesso, che usano adesso? L'igienizzatore è disponibile in sede. Io, non so come dirlo, perché è sempre veramente il solito discorso che nonostante il mio camper abbia solo 50 anni, ho tutte le federe, no, della dinette che sono un po' usurate, scuzzite, e non lo so se si può fare qualcosa. Nessun problema, abbiamo un servizio di tappezzeria completa. Mirko, io che sono giovane, ho l'anima un po' tamarrona, per caso fai anche tipo impiantini audio? Qui facciamo di tutto. Tutto quello che ti viene in mente, se è possibile, è realizzabile. Mirko, ascolta, ma io ho visto che tanti camper che guardano la televisione, cioè che hanno tipo un'antenna, cioè io non ce l'ho, si può mettere nel mio che non ce l'ha, non è predisposto? Si può installare un'antenna di digitale terrestre o addirittura satellitare di varie tipologie, manuale o automatica per la ricerca dei canali. Quindi tipo io non ho niente, vengo da te, tu mi procuri e mi metti sia la TV funzionante con l'antenna satellitare e tutto quanto. Esattamente, si fa tutto l'impianto dalla A alla Z. Vedi Mirko, nonostante ti sembri impossibile da credere, ogni tanto ho qualche difficoltà nei parcheggi col camper, più che altro in retromarcia perché non ci vedo dietro, è un po'... non lo so, non c'è un modo, non so che fanno con le telecamere, i sensori. È un problema che assilla un po' tutti. Noi installiamo telecamere di retromarcia e sensori di parcheggio. Tieni conto che solitamente non lo fanno tutti perché è un tipo di servizio che richiede molto tempo di installazione. È molto semplice, però richiede molto tempo. Ascolta, io ho un mio amico che ha il camper in vetro resina, che ha fatto un piccolo incidentino, niente di che, insomma, ha un po' delle crepe, diciamo, ecco. Si ripristina a vetroresina a seguito di incidente o a seguito di vibrazioni, quindi l'eventuale crepo, e addirittura si esegue modifiche sia a vetroresina che in carbonio. Diciamo che conoscendoti non è neanche da fare, insomma, la domanda se fai interventi sugli impianti elettrici e quelle cose là. Tieni conto che tutto si può fare sempre in regola d'arte, qualsiasi modifica è possibile, ad esempio trasformazione dalla valvola degli scarichi da manuale ad elettrico, oppure, non so, per esigenze particolari, telecomandi per l'accensione o lo spegnimento di eventuali accessori, tipo ad esempio la pompa dell'acqua. Tac, sono di nuovo me. Io ero quello che faceva le domande, io ero quello che faceva finta di essere il camperista con il camper molto giovane ma tenuto bene. Per chi non dovesse conoscere Mirko, a parte la presentazione veloce, però credo insomma anche chiara e completa che abbiamo fatto, può utilizzare il canale per andare a spulciare i vecchi video girati assieme a Mirko, così si potrà vedere non solo le modifiche che ha fatto al suo camper eccetera eccetera, ma in diretta diciamo i lavori che sono stati fatti ad esempio su Pulming o su Scarosso. Per i dettagli scrivi pure nei commenti oppure contatta Singano che ti passa il numero di Mirko. Show Italia! Ciao Italia! Eccolo! Vai Figari! Ok? Sì. Allora? Funziona 1, funziona 2, funziona 3, funziona 4, funziona 5. Ogni scaffale è su bella lucetta. Eh sì, è bellissimo l'effetto sole, infatti l'avevo voluta apposta lì. Strafigata, adesso finalmente si vede nell'armadio. Mi attaccate Cosa qua. dica Mirko ogni volta? Porca miseria. Dimmi. No, ho detto, cosa dica Mirko ogni volta? Fa sempre 50.000 piaceri, 50.000 stra modifiche. Modifiche. Queste sono sciocchezze, giocare.
Nel frattempo, che non so come chiudere il video, spengo la fotocamera e vediamo se mi verrà in mente qualcos'altro. Ecco, forse alla fine l'ho trovata. Saluta Mirko! Mirko, anche se so io morire dal sonno, grazie infinitamente di tutto quanto come sempre.